Dovrebbe appartenere a Henry Febo il corpo galleggiante ritrovato stamani in laguna da un pescatore nel canale San Leonardo al bivio Perfusina, ovvero non molto distante dal luogo dove la notte del 22 dicembre scorso il suo barchino ha urtato un altro scafo, finendone sbalzato in acqua. Le spoglie in decomposizione dello sfortunato caperozzolante Chioggiotto, 53 anni, sarebbero state riconosciute per il giubbotto e i pantaloni mimetici che indossava la sera dell'incidente e che sono stati trovati addosso al corpo ripescato. Il pescatore che ne ha fatto la scoperta ha avvisato la Capitaneria di Porto di Venezia, che si è messa in contatto con la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e con i Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto al recupero. Si spera davvero in un sospiro di sollievo per mamma Zora, per i fratelli e i nipoti che hanno chiesto incessantemente di continuare le ricerche e per i tanti pescatori che nelle scorse settimane si sono impegnati più volte con battute mirate in larga parte della laguna. Così finalmente Henry Febo potrà avere una degna sepoltura. Un principio di incendio si è sviluppato ieri sera attorno alle ore 20:45 lungo un pontone in ferro abbandonato adiacente alla banchina di accesso acqueo al deposito di GPL, in ultimazione a Valdario. Sopra l'attracco era stata depositata sterpaglia e altri scarti e qualche spiritoso ha appiccato le fiamme. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, che accorsi con il camion hanno domato il rogo in via di sviluppo. La Clodiense Chioggia Sottomarina, a 7 giornate dalla fine del campionato, deve conquistare a Trento i punti per scacciare lo spettro della retrocessione diretta. Una sfida a salvezza in piena regola allo stadio Briamasco dalle ore 14:30, con i padroni di casa all'ultimo posto e Granata terzultimi. All'andata finì 1-1, ma sulla panchina giallo-blu c'era Luciano De Paula e non Loris Bodo. Stagione critica per non dire fallimentare dalle parti di una piazza dai grandi trascorsi anche in Serie C1. L'allenatore lagunare Mario Vitadello non può disporre di Davide Granziera squalificato. Così si può ipotizzare una formazione con Camerlengo in porta, Ballarin, Cuomo e Pastorelli in difesa, Martino e Acampora sulle fasce, Juric ed Herman intoccabili in mezzo al campo, uno tra Nappello e Baccolo sulle tre quarti, poi tre punte per due maglie, Fioretti, Farinazzo e Cinque. Arbitra l'incontro William Villa della sezione AIA di Rimini. Il match, a ingresso gratuito per tutti gli spettatori, sarà seguito in diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalla pagina Facebook Clodiense Fan Club. Ha avuto luogo stamane dopo le 10, nelle acque lagunari del Lusenzo, il campionato veneto fondo 5.000 metri di kayak, oltre a quello di paracanoa, sempre sulla distanza dei 5.000 metri, e quello di canoa giovani sui 2.000 metri. La manifestazione sportiva è stata organizzata dal Canoa Kayak Club Chioggia, che ha anche allestito le segreterie per l'accreditamento prima della gara. Discreta partecipazione del pubblico che ha seguito l'andamento delle prove dalla riva della laguna sul lato di Sottomarina. Appendice di carnevale oggi a Cavarzere con il corteo dei carri allegorici. La sfilata partirà alle ore 14:30 da Corso Europa per snodarsi poi lungo le strade del centro. La manifestazione conosce il suo 60° anno di età, essendo nata nel 1959. Accanto ai carri allegorici sfileranno i gruppi mascherati, le Majorette e la Supersonic Band. Alle ore 17:30 saranno anche estratti i numeri della lotteria.
Amici carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, un buongiorno e naturalmente buona domenica a tutti. Una domenica che rispecchia quello che è stato il venerdì, naturalmente il sabato, ma con temperature qualcosina più alte rispetto a ieri. Tutto merito di questo cuneo altopressorio azzoriano che si è impossessato in maniera non definitiva del territorio, ma che garantirà almeno fino a domani pomeriggio una situazione di tempo stabile e soleggiato e con termiche più da fine aprile, come già vi lo aspettavo, rispetto al periodo che stiamo naturalmente vivendo. Quindi una domenica direi eccezionale, tutta improntata all'aria aperta. Ricordo anche la festa di primavera in centro storico, quindi occasione per conoscere la città e muoversi, e naturalmente non viziata da alcun fenomeno diciamo nuvoloso. Ma attenzione, perché da lunedì qualcosa cambia, un ulteriore blocco di aria artica riuscirà tramite una perturbazione a valicare già dalla mattinata alle Alpi e a portare con sé una corposa, diciamo, e molto veloce ondata di aria fredda che avrà altresì il merito di riportare le temperature molto più basse rispetto a questi giorni, tant'è che ci aspettiamo in alcune aree anche una diminuzione di 10 gradi tra la serata e nottata di martedì. Questo influsso, diciamo, perturbato artico porterà con sé anche occasioni per qualche pioggia molto veloce. Devo dire sarà interessata marginalmente anche il Trivento, forse qualcosa anche la costa, con qualche temporale fugace, ma cosa naturalmente di poco conto. Dopodiché questa irruzione di aria fredda tra martedì e mercoledì irromperà appunto la porta della Bora, aumentando la ventilazione dei quadranti nord-orientali, e sarà appunto così almeno per un paio di giorni, sempre però con cieli perfettamente puliti già da praticamente martedì pomeriggio. E la settimana entrante si prospetta ancora una volta molto stabile e calda, grazie anche a un blocco altopressorio di matrice sempre azzoriana che si posizionerà nell'Europa centrale, aumentando quindi la caratteristica, diciamo, di alta primavera anche sulle nostre regioni. Ma quindi, tornando a noi, una perfetta domenica, godiamocela tutta e ci sentiamo domani. Ciao!